Abbiamo detto di seguire le fasi produttive, ne parliamo con Ildo Lila, collaboratore di questa azienda. Questa è una linea dove si mettono a dimora i semi. Allora Ildo, in questo momento che cosa state mettendo dentro, cosa state seminando, quindi inserendo all'interno di questi grandi contenitori che si chiamano come? Alveoli. Alveoli. È un formato tipo 24 dove vengono seminati in questo momento dei meloni che dopo, questo è un melone liscio che viene seminato. Quindi la macchina in automatico mette dimora. Esatto, allora la macchina noi mettiamo il polistirolo, l'alveolo dietro la macchina, lei fa tutto procedimento del riempimento della terra, poi vengono passati sotto a questi rulli qua, dove uno di questi rulli fa il buco del formato 24 e poi l'altro rullo fa la semina del melone, e dove una persona bisogna che stia qui che controlli se ci siano dei doppi semi o perché a volte può sbagliare che ci mette due, tipo questo. In questo caso se c'è un doppio seme va tolto. Va tolto, esatto, il doppio seme va tolto con una pinza, viene tolto così, perché qui serve una pianta singola e non due, esatto. Perché altrimenti insomma il rischio che dopo due piante c'è una competizione, esatto, tra le due piante. Il materiale che viene usato è torba assieme anche ad altre sostanze, esatto, concime. Sì, è torba già concimata dove c'è già dentro tutto il concime. E quindi questi, dopo, una volta messi dentro questi contenitori, questi alveoli, qual è il percorso che fanno? Allora, possiamo fare andare avanti la macchina intanto? Il percorso è che passa sotto a quest'altro processo qua, dove il seme viene coperto con una specie di vermicolite, che si chiama quella roba bianca lì, una specie di vermicolite, dove la pianta viene coperta così si mantiene la temperatura. Quindi è un materiale inerte che serve solo per mantenere questa temperatura? Esatto, dove protegge il seme alla fase della germinazione. E quando è nel terreno cosa succede con questo materiale? Viene degradato, esatto, nel terreno? Sì, quello lì, anche qua quando è in serra, dopo che viene bagnato, pian piano si inizia. Quindi c'è questa linea che prosegue, tanto possiamo andare avanti. Qui abbiamo la zona dove viene già bagnata, perché vuole bagnata, così il seme stia umido, che così procede con la germinazione. Ma dopo viene coperto questo seme? No, rimane così. Rimane così, esatto. Quindi non va a fondo? No, non va a fondo, va 3-4 cm giù e poi rimane così. Dopo qua viene su, poi qui l'altro addetto, l'operaio, viene, prende 3-4 e li facciamoli imbaccagliare. Vengono pallettizzati e poi vanno all'interno delle serre. Esatto, dopo vanno all'interno di una serra dove riscaldata, ovviamente a questo periodo qua, tipo da gennaio fino ad aprile, vengono messi dentro una serra riscaldata con un minimo di temperatura tra i 25 e i 28 gradi, che serve per la fase della germinazione. Ecco, qua si vede l'acqua che scorre proprio, che li bagna. Esatto, che servono. Diciamo che ogni varietà e ogni specie ha una temperatura diversa all'interno della serra. Esatto, allora, la fase della germinazione viene fatta più o meno tutta nella stessa temperatura, tra i 25 e i 27. Una volta che vengono germogliate, dopo vanno spostate alla base della cultura, vanno messe nelle serre a temperature diverse, tipo dalle zucchine, a partire invece il melone è una di quelle piantine dove rimane per caldo fino quando viene consegnato rimane nella stessa temperatura, tra i 25 e i 26 gradi, perché è una pianta che chiede della temperatura abbastanza alta. Quali sono le prime piante che vengono seminate a partire, diciamo, dai fine dicembre? Perché è un'attività che parte, diceva prima di Natale, noi partiamo intorno ai 20, le prime sono i pomodori, perché come dicevo prima ci mettono molto tempo, ci vuole circa 8 settimane che venga la consegna di una pianta di pomodoro. Quindi noi partiamo la settimana prima di Natale con la semina di pomodori e poi dopo, la settimana dopo Natale, partiamo con le prime zucchine che vengono consegnate lì a fine gennaio, e quelle vanno nelle serre giustamente riscaldate perché è abbastanza. Perfetto, adesso seguiamo dove vanno a finire questi contenitori. Nella serra riscaldata dove andiamo a vedere dove vanno a finire i contenitori. Questo melone che è già, diciamo, la piantina è già nata, e quanti giorni ha questa, Ildo? Allora, questo qui è stato seminato 2 settimane, cioè a circa 15-16 giorni che è venuta seminata, e
e siamo dopo 15-16 giorni siamo a questo risultato. Quindi questa è già pronta per essere questa qui gli commercializzata? mancano ancora altre 2 settimane come minimo che venga consegnata. Per stare in serra? Per stare in serra, esatto. Dopodiché può essere già trapiantata, esatto, non a pieno campo ma in serra, ancora in serra. Ancora, esatto, ecco. A questo periodo qua i meloni... Poi qua ci sono i diversi stadi di crescita, no? Perché... Esatto, qui abbiamo dei diversi stadi di crescita, questo qui è un prezzemolo, questo qui è già germogliato e nella fase... Ecco, invece dietro di te io vedo diverse altre piante che ovviamente io non le riconosco perché ci vuole l'occhio clinico per queste cose. Allora, quelli lì sono dei altri meloni, invece qua abbiamo delle diverse tipologie, qui abbiamo dei peperoni a seguire, poi dopo lì ci sono delle melanzane, dei altri meloni, poi di là dei pomodori e così abbiamo delle diverse tipologie, varietà diverse. Io vedo anche, adesso il cameraman in questo momento non le sta inquadrando ma presto lo farà, ci sono dei contenitori che sono coperti con un film plastico. Questo è per evitare la dispersione di calore? Allora, questo qua ci è venuta un'idea circa 2 anni fa facendo una prova di questo tipo qua, mettersi questo telo da fargli mantenere la temperatura, esatto, e poi da fargli arrivare anche a una temperatura ancora più alta così la fase della germinazione venga prima. E invece questi che essenze sono? Allora, lì abbiamo dei pomodori, peperoni e melanzane che abbiamo iniziato a fare questo esperimento qua circa 2 anni fa e abbiamo avuto del risultato, cioè le piante vengono germogliate 3-4 giorni prima ancora di quello che era di quello che veniva prima. Quindi il melone o il cocomero, diciamo che la misura è questa grosso modo, no? Mentre invece le dimensioni sono molto più piccoline e quindi c'è differenza anche in questo caso, c'è un fatto tecnico questo? Esatto, allora lì usiamo questa tecnica seminando nei alveoli più piccoli, che quelli un formato da 170, dopodiché vengono trapiantati nei contenitori da 24, facendo quello lì perché lì ci sono delle varietà e delle quantità più grosse, facendo così riduciamo lo spazio e tutto, poi dopodiché vengono trasferiti in una serra più fredda dove vanno trapiantati in un altro alveolo che è il 24, che è quello che vediamo qui del melone, che dopo li torniamo a mettere nelle serre con una temperatura più bassa. Quindi dicevamo prima che a seconda anche della varietà o della specie ci sono temperature diverse per far crescere bene le piante. Esatto, quindi sì, c'è la pianta che è più sensibile e quella meno sensibile al freddo. Un'ultima cosa, Ildo, una volta finito il percorso produttivo, no? Quindi quando arriverete lì, diceva prima anche Chiarini, a ottobre, cosa succede? Le serre sono spoglie e a questo punto cosa fate? Allora, a quel punto lì noi iniziamo a dare una pulita a tutte le serre, poi vengono disinfettate, poi rimangono chiuse per 2 o 3 settimane, stanno chiuse, disinfettate, e poi di che li cominciamo a riaprirsi, così li facciamo arieggiare. Questo per evitare, insomma, questo è un vuoto sanitario, lo chiamo così, esatto, per evitare che ci possano essere contaminazioni. Di patologie che sono, ovviamente, in questa concentrazione può succedere che ci sia anche questo pericolo. Qui siamo nella serra dove praticamente sono già pronte per essere messe a dimora, quindi chi le acquista già può metterle a dimora. Qua stiamo parlando anche di finocchi, esatto. Finocchi. Questa è qui una varietà di finocchi che a breve, in giro di una settimana, viene già consegnato al cliente. E questo è anche pieno campo? Anche pieno campo, esatto. Finocchio un po' più resistente. Più resistente, esatto. Che questo qui sono delle varietà che sono resistenti alla salita al seme, che vengono piantati anche in pieno campo. Invece le zucchine, vedo là ci sono già zucchine molto grandi, anche esatto, quelle hanno bisogno della serra, ancora prestino. Esatto. Le zucchine a questo periodo qua vanno messo in serra, che dopo anche lì
dovrebbero essere o riscaldate o vengono protetti con un altro o tessuto, un altro tunnelino piccolo dentro in serra al modo che resiste al freddo. Al freddo. Esatto, perché in questo periodo qua potrebbero venire delle giornate fredde, quindi il zucchino è uno quelli sono molto sensibili al freddo, esatto. Bene, grazie Ildo che ci hai accompagnati in questo percorso conoscitivo degli ortaggi. Noi ci fermiamo adesso per un po' di pubblicità. Grazie a voi.